Spero che sia possibile sabato 13, vero? Nel pomeriggio vedersi anche prima del convegno vero e proprio. E se ci vediamo in compagnia, sì, siamo contenti e viviamo anche dei momenti insieme di felicità. Per me rivedere le facce dei miei allievi e delle mie allieve, soprattutto, è inutile che conti storie. Gli allievi poi dopo tanti anni non sono più loro, non hanno più la grande chioma, sono spesso calvi del tutto, ecco, quindi è una cosa impressionante. E quindi si stenta anche a rivederli, ecco, perché siamo abituati a vederli a 19 anni, a 18-19 anni. Tu adesso hai tutta la tua chioma, ma se tu non avessi più niente, non sei più tu. Ti pare? Dirlo, sì. Fai così. Dai, prima di andare all'ultima domanda, dai. No, questa. Cioè, se vuole salutare le persone che la stanno vedendo in questo momento attraverso internet, i suoi studenti. Tanto vi saluto tutti quanti. Ne ricordo moltissimi, ma vorrei rivedere anche quelli che non ricordo più, se penso che ho allievi che hanno più di 70 anni. 72 ne hanno i miei allievi, dunque pensi 72 anni. Ecco, e rivedere gente che non vedo da 70 anni, vero? Quindi che hanno 72, ho cominciato 72 anni fa a fare scuola. Quindi me lo ricordo, ecco, quel 6 di ottobre del 55. Lo ricordo. Quindi Cosa è successo? ho cominciato a insegnare. Fino a che anno? Fino al 95. Fino al 40 anni. 95. 40 anni. Sì, è stata una grande esperienza, sì. Grande, soprattutto direi, a un certo momento ecco, anche c'è una maggior coscienza di quello che stai facendo e anche una maggior soddisfazione, ecco, direi. È una fatica, poi, per me poi sono stati ecco, anche anni intensissimi perché se penso che quando dopo i 5 anni che facevo scuola mi hanno fatto sindaco, quindi capirai, e l'ho fatto per 15 anni di fila, poi dopo un anno ho ripreso, quindi l'ho fatto 4 volte, quindi ho fatto 18 anni di sindaco, quindi capirai che